Customer care funziona bene se oltre ad avere degli strumenti performanti e strutturati, abbiamo anche delle risorse con competenze relazionali, con competenze digitali, capace di entrare in empatia con il cliente, capire le sue esigenze e capire anche come gestire quell'esigenza in tempo reale, come supportarlo e a chi indirizzare all'interno dell'azienda le varie richieste, le esigenze che nascono dal mercato. Se andiamo un po' più nello specifico delle competenze, sicuramente nell'ambito digitale è fondamentale avere delle competenze IT, quindi avere dimestichezza con gli strumenti base a livello informatico, quindi tutti quegli strumenti che devono essere integrati e capire anche la logica, come questi strumenti sono a servizio di un processo che deve stare a monte. Quindi strumenti che permettono di governare le informazioni nell'ambito di un processo articolato che integra elementi e tool diversi. Questo sicuramente rappresenta una prima sfera di competenze. Poi abbiamo le competenze proprio relazionali di comunicazione. Quando utilizziamo il canale telefonico è evidente che noi utilizziamo una comunicazione molto specifica, quindi la capacità di ascolto attivo, di capire bene le informazioni dal cliente, riuscire a creare un legame anche con piccoli elementi di comunicazione che trasferiscono al cliente finale la centralità, l'importanza che viene data alla sua richiesta. Lo stesso deve essere utilizzato anche in canali differenti, perché se il cliente comunica con noi attraverso il canale chat, ad esempio, è fondamentale dialogare con lui con il canale, attraverso il canale che lui ha scelto. Quindi la capacità di saper scrivere in maniera proattiva, in maniera anche da creare un ingaggio e una relazione che poi si può trasferire anche su altri canali.